Buongiorno ai titoli di Sicilia 24. Con questa legge sarò la prima a essere assunta. La storia di Barbara, la donna di Palermo massacrata 20 anni fa da un collega. L'assurdo è che lui lavora in banca da 10 anni. Intanto la Regione ha varato il provvedimento per assumere donne sfregiate, figli di vittime di violenza. Blitz antimafia dei Ross, fatta luce su 13 omicidi e lupare bianche del clan dei barcellonesi. 7 arresti. Tragedia familiare a Palermo, un'anziana uccide la figlia di 44 anni strangolandola con una corda e chiama il 112. Durante l'interrogatorio la donna avrebbe raccontato di sentirsi sotto pressione per la depressione della figlia. A Naro, oggi i RIS per i rilievi delle 2 case delle donne uccise. Resta in carcere il giovane indagato. A Sicilia 24 il parroco del paese. Mi dicevano che era rovinato da alcol e droga. Allarme e sicurezza a Palermo, residenti e commercianti sempre più esasperati, vogliamo l'intervento dell'esercito per strada. A Catania, nel quartiere di Librino, dopo i raid vandalici nella scuola, i sacerdoti lanciano l'allarme, qui lo Stato non c'è. A Catania il comune autorizza la costruzione di una palazzina nel rione di Cibali, in via Dilg, proprio sopra la sorgente che alimenta il lavatoio e l'antico acquedotto. Calciomercato tra le siciliane, il Catania si conferma la più attiva, ha ufficializzato l'attaccante Cianci, i rossazzurri pronti ad ingaggiare il difensore croato Kontek. Il Palermo corteggia Defrel del Sassuolo. Buongiorno, eccoci a Sicilia 24. Ieri la Regione ha approvato la norma che prevede l'assunzione delle donne sfregiate e dei figli delle vittime di femminicidio. A Sicilia 24 la storia di Barbara, ve la raccontiamo, una donna massacrata 20 anni fa da un collega. Io disoccupato, dice, lui lavora in banca da 10 anni. Sentiamo Lorena Dolci. Né amicizia né corteggiamenti, nessun avance prima di quel sabato pomeriggio in cui Barbara Bartolotti, all'epoca 29 anni, madre di 2 figlie in attesa del terzo, viene ferocemente aggredita da un collega. Era il 20 dicembre del 2003 a Carini. Lui, distinto e di buona famiglia, le offre un passaggio, poi si trasforma in un carnefice. Quindi quello che lui aveva appena fatto era di avermi colpito con 4 martellate e diceva: non ti posso avere, è meglio ucciderti. Solo in quel momento mi sono accorta di come il suo sguardo e il suo aspetto non erano quelli di sempre. E così lui da sotto il giubbotto sferra un coltello e inizia a coltellarmi all'addome, mettendo fine anche alla vita di mio figlio. Poi va verso la sua macchina, apre il cofano e prende un bidoncino di combustibile agricolo e mi dà a fuoco. Inizia a dimenarmi, a gridare, ma vedo che lui si mette in macchina a guardare, aspettando la mia fine. Barbara si salva fingendosi morta, lui si allontana. Trasformata in una torcia fumante e sanguinante, viene soccorsa da 2 ragazzi che la portano in ospedale. È gravissima, va 10 giorni in coma. Io ho vissuto quello che voi chiamate coma, il mio al di là, perché sono stata in dei prati verdi fioriti dove c'erano dei bambini vestiti di bianco che giocavano e lì c'era la pace e la serenità. Ma evidentemente per Barbara non era arrivato il momento. E Barbara si risveglia con la voglia di vivere. La rinascita sarà lunga e molto molto dolorosa. Le cicatrici le porta ancora addosso. Nel frattempo il suo aggressore, da una pena di 21 anni, scende a 4 anni di arresti domiciliari e grazie all'indulto non sconta neanche quelli. Riacquista la libertà e viene assunto in banca. Da 10 anni quindi lui ha uno stipendio, avrà una pensione, una liquidazione, cosa che io invece sono rimasta vittima di me stessa, vittima delle mie cicatrici. Mio figlio non ha avuto giustizia. Con la sua associazione Libera di Vivere, Barbara da anni porta avanti una battaglia per riconoscere dignità lavorativa alle donne vittime di violenza, proprio la norma che la Regione siciliana ha appena approvato. Dovrei essere una delle prime donne, purtroppo vittima, sfregiata, ad essere assunta. Non mi voglio illudere, io ho diritto di riacquistare quella dignità lavorativa che mi hanno tolto. E allora vediamo nel dettaglio la norma adottata dalla Regione siciliana appunto ieri, prima in Italia, perché permetterà l'assunzione diretta alle donne rimaste sfregiate permanentemente e agli orfani delle vittime di femminicidio. Maglio Viola.
In Sicilia le donne che hanno subito violenza fisica che ha portato a menomazioni permanenti e gli orfani delle vittime di femminicidio potranno essere assunti per chiamata diretta dalla pubblica amministrazione. Lo prevede una norma della legge stralcio alla finanziaria approvata durante la discussione sul cosiddetto maxi emendamento dall'Assemblea regionale siciliana. Si tratta di una integrazione alla legge regionale che già prevede questi benefici per le vittime di mafia. A poter assumere saranno la regione stessa, ma anche gli enti locali, le aziende sanitarie e gli enti o gli istituti vigilati dagli enti pubblici. La norma per diventare legge dovrà adesso attendere l'approvazione complessiva della finanziaria bis, stralciata dalla legge di stabilità approvata ieri. A rivendicarne la paternità è il deputato di Sud Chiama Nord, Ismaele Lavardera. È un primo segnale, è un primo tassello di una norma di buonsenso che ovviamente rivendichiamo con grande orgoglio. Io e i miei colleghi del gruppo parlamentare Sud Chiama Nord. È un inizio, perché sicuramente bisogna fare tanto sul tema delle violenze sulle donne, ma bisogna partire da qualche parte. Nella relazione tecnica alla norma approvata si legge: la presente proposta nasce dalla necessità di lavorare sia sul fattore culturale che sulla cosiddetta percezione del problema concernente la violenza sulle donne, considerato il continuo aumento delle vittime di femminicidio nel territorio regionale. Si tratta di un primo tassello utile all'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza con danni permanenti e visibili, ma anche dei figli orfani di madre causati da femminicidio. La norma che Lavardera definisce di buonsenso dovrà comunque passare ad un vaglio di legittimità importante. Già in passato si era tentato di allargare la platea della legge che favorisce l'assunzione delle vittime di mafia ad altre categorie di vittime, ma i tentativi sono sempre stati impugnati e poi cassati. A Messina, operazione del ROS dei Carabinieri che nella notte hanno arrestato 7 boss della mafia barcellonese coinvolti in 13 omicidi nella guerra di mafia degli anni scorsi. Francesco Triolo. 13 omicidi non ancora chiariti del tutto, una impressionante catena di sangue di Cosa Nostra barcellonese negli anni 90 e la guerra di mafia che lasciò sulle strade decine di cadaveri. Su alcuni non si era saputo mai nulla sino ad ora. Ad accendere una luce sono state le dichiarazioni del nuovo pentito barcellonese Salvatore Micale, che per mesi ha raccontato ai magistrati della DDA di Messina una nuova chiave di lettura su mandanti ed autori di quelle morti che sono servite spesso per punire alcuni ragazzi che avevano sbagliato secondo i canoni della famiglia mafiosa, con furti in case considerate protette oppure spacciando al di fuori del giro tradizionale governato dal gruppo senza chiedere alcuna autorizzazione. Da qui nasce l'operazione antimafia portata a termine stanotte dai carabinieri del ROS e del comando provinciale di Messina, che hanno notificato a 7 persone l'ordinanza di custodia cautelare firmata dalla GIP Ornella Pastore su richiesta della procura diretta da Rosa Raffa, dopo un'indagine durata mesi a cui hanno lavorato il procuratore aggiunto Vito Di Giorgio e i sostituti della DDA Fabrizio Monaco e Francesco Massara. 11 agguati, 13 omicidi, 2 casi di lupara bianca sono i crimini contestati. I nomi di primissimo piano nelle gerarchie mafiose che hanno governato Cosa Nostra barcellonese, da Giuseppe Gullotti, per molto tempo ritenuto al vertice, e Salvatore Sem Di Salvo, designato come suo successore. Accanto a loro i nomi di Nicola Cannone e Stefano Genovese. Tutti e 4 si trovano già in detenzione, carcere che si è aperto per il cassiere del gruppo Giuseppe Sgro, tornato di recente in libertà, Carmelo Mastroeni e Vincenzo Miano. Tragedia a Palermo, un'anziana uccide la figlia 44enne strangolandola con una corda e chiama il 112. Durante l'interrogatorio la donna avrebbe raccontato di sentirsi sotto pressione a causa della depressione della figlia. Emanuela Corsi. Venite, ho strangolato mia figlia. La chiamata al 112 parte da un appartamento di questa palazzina di via del Visone 12 nel quartiere Bonagia di Palermo, dove si è appena consumata una tragedia familiare. Una donna, Fanny Sisinia, di 74 anni, ha ucciso la figlia Maria di 44 strangolandola con una corda. È stata la stessa anziana a chiamare le forze dell'ordine e a raccontare agli agenti della squadra mobile quanto accaduto. Un interrogatorio durato per ore, durante il quale ha confessato il delitto avvenuto all'ora di cena. Sul corpo della vittima sono stati trovati segni attorno al collo che confermerebbero lo strangolamento. Dietro questo tragico gesto ci sarebbero problemi familiari. La 74enne avrebbe raccontato agli inquirenti di sentirsi da tempo sotto pressione perché pare che la figlia che viveva con lei soffrisse di depressione. L'abitazione è stata transennata e sul posto sono stati eseguiti rilievi della polizia scientifica. Gli inquirenti hanno anche sentito i vicini di casa e i familiari delle donne per delineare un quadro più chiaro di questa drammatica vicenda.
Adesso ci occupiamo dei ristori per gli incendi della scorsa estate, perché si è appena concluso l'incontro a Roma al Ministero tra il capo della Protezione Civile nazionale Fabrizio Curcio e quello siciliano Salvo Cocina, voluto dal ministro Musumeci dopo la valutazione negativa del Dipartimento Nazionale comunicata il 4 gennaio. Il Dipartimento Nazionale adesso della Protezione Civile invece ha fatto sapere che procederà al riesame dell'istanza di dichiarazione dello stato di emergenza in Sicilia, dopo che la Regione avrà trasmesso a Roma la documentazione necessaria. Adesso a Naro, oggi i carabinieri del RIS nelle due case dove sono state uccise le donne romene. Il parroco della chiesa di Sant'Erasmo sul giovane omicida dice: un bravo ragazzo rovinato dalla droga e dall'alcol. Da oggi anche i carabinieri del RIS, il reparto investigazioni scientifiche di Messina, sono al lavoro a Naro alla ricerca di reperti investigativi utili per cristallizzare e consolidare le prove a carico del romeno di 24 anni, Omar Edgar Nedelkov, arrestato perché presunto responsabile dell'efferato duplice femminicidio di Delia Zarnisco e Maria Rus. Sui corpi dilaniati delle due sventurate sono state già eseguite prima un attacco all'ospedale di Canicattì e poi l'autopsia nell'ospedale di Agrigento, e gli esami hanno riscontrato lesioni plurime e mortali in entrambe. I carabinieri, coordinati alla procura agrigentina, hanno già raccolto elementi probatori che hanno indotto il tribunale senza indugi a convalidare la misura cautelare nel carcere di Gela imposta al 24enne. Tra i video delle telecamere di sorveglianza, la testimonianza dell'amico cinquantenne con lui la notte dei delitti, il falso alibi subito crollato e smentito dagli interessati dell'essere stato al bar con la fidanzata e scarpe e vestiti sporchi di sangue a casa sua in discesa Sant'Erasmo. Dunque un quadro probatorio su cui adesso interverrà il suggello, se non il rafforzamento da parte dei carabinieri del RIS. E oggi a descrivere Omar Edgar Nedelkov è il parroco della chiesa di Sant'Erasmo, don Giuseppe Maniscalchi. Un giovanotto quasi della sua età, perché andavano a scuola assieme, qua a Canicattì mi pare, e quel giovane mi diceva era uno dei primi della classe ed era un ragazzo modello, poi si è perso completamente, forse per l'alcol e la droga, non lo so. Per il giorno dei funerali, che saranno celebrati con il rito ortodosso, sarà lutto cittadino a Naro, poi la sepoltura delle due donne in Romania. Occorre l'esercito a Palermo. Residenti e commercianti del centro storico del capoluogo continuano a manifestare insoddisfazione per quello che secondo loro le istituzioni non fanno. Sentiamo Marco Gullà. Chiedono l'esercito, chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine, chiedono di poter vivere serenamente la loro quotidianità. Non si placano a Palermo e precisamente nel centro storico le iniziative di residenti e commercianti che chiedono maggiore sicurezza nel cuore della città. Nonostante appelli e segnalazioni, il centro storico cittadino dalle 19 in poi cambia abito. La percezione dell'insicurezza è ormai diventata quotidiana da parte di tutti, sia da parte degli amici, delle persone che vivono qui, sia da parte dei turisti che chiaramente sentono che non sono in un quartiere sicuro, ed è un gran peccato perché questo è un posto meraviglioso, è la porta d'ingresso della nostra città. Episodi su episodi, dal vandalismo ai furti, poi pestaggi e residenti ormai esasperati. Nessuno interviene, siamo stati abbandonati, dicono. Speriamo che le istituzioni che hanno la delega alla sicurezza possano in qualche modo dare attenzione a quanto questi residenti e questi commercianti chiedono da diversi mesi oramai. E in ogni caso abbiamo anche chiesto, e oggi sarà formalizzata questa richiesta al Consiglio Comunale di Palermo, la possibilità di effettuare un consiglio comunale esterno da Palazzo Comitini, un consiglio in strada, un consiglio in parrocchia. Bisogna ascoltare le persone che vivono di paura e le persone che vivono all'interno di quei quartieri molto vulnerabili. A Catania adesso, a Librino, nel quartiere, non c'è lo Stato, siamo in preda alla microcriminalità. Sono queste le testimonianze di uomini di chiesa dopo il raid nella scuola. Intanto alla Vitaliano Brancati, bruciata e depredata, torna la DAD, la didattica a distanza, conosciuta durante il periodo del Covid. Tonino De Mana. Io mi chiedo, lo Stato dov'è? Cioè, lo Stato sta dicendo ai ladri continuate a rubare, pertanto nessuno vi potrà fare nulla.
È una testimonianza forte e drammatica al tempo stesso quella di Don Piero Galvano, ex direttore della Caritas di Catania ed ora titolare della parrocchia Padre Pio, dopo l'escalation di criminalità sfociata anche con il raid vandalico all'Istituto Vitaliano Brancati di Librino. Mentre si invoca l'intervento dell'esercito per presidiare le scuole cosiddette di frontiera, il popoloso quartiere continua ad essere terra di nessuno, con montagne di spazzatura sulle strade, aggressione agli autisti AMTS, spaccio di droga H24 ed anche sparatorie strada, come è avvenuto qualche giorno fa durante un tentativo di rapina. Una bomba sociale che non si riesce a disinnescare ed è per prima la Chiesa a prenderne atto. Ho fatto denuncia alla prima denuncia, ho rimesso di nuovo altre telecamere, 4 telecamere, con qualche difficoltà. I nostri fratelli ladri sono venuti la seconda volta, hanno rubato queste 4 telecamere, dunque un danno di circa 3.000 euro, per la parrocchia piccola sono enormi. E il pubblico ministero, dopo la seconda denuncia, mi ha detto in poche parole che chiede di archiviare, certo che la parrocchia non si opponga. Altissimo il tasso di dispersione scolastica, scarseggiano i luoghi aggregativi ed i bambini perdono punti di riferimento importanti. Alcuni bambini a Librino purtroppo giocano simulando le rapine con le pistole finte e questo è triste, molto triste. Come parroco mi dole il cuore. Si è allo sbaraglio e quasi quasi sono più grande, sono più forte se faccio del danno. E riprenderanno lunedì le lezioni alla Vitaliano Brancati. Nel frattempo, per gli alunni, è stata riattivata la didattica a distanza, conosciuta ai tempi del Covid. Adesso una breve pausa, poi ci occuperemo di un caso che potremmo definire di edilizia sconsiderata a Catania. Nessun dossieraggio sul video della partecipazione della giudice Iolanda Apostolico alla manifestazione al porto di Catania nell'agosto del 2018 per chiedere lo sbarco dei migranti dalla nave Diciotti. Le riprese che hanno fatto il giro delle TV e dei social non arrivavano da archivi delle forze dell'ordine né da alcuna banda riservata. E la conclusione della Procura di Catania che ha chiuso l'inchiesta aperta 3 mesi fa. Adesso il Comune di Catania il 5 dicembre ha autorizzato la costruzione di una palazzina nel rione di Cibali, precisamente in via Dilg, sopra la sorgente che alimenta il lavatoio e l'antico acquedotto. Ci dice tutto Luca Ciliberti. Quella che vedete scorrere all'interno di questo tombino nel quartiere Cibali di Catania è l'acqua che arriva a monte dalla sorgiva di via Dilg. 200 litri di acqua al secondo con una forza dirompente. In questa zona, così come in altre aree della città, l'acqua scorre e trova in alcuni quartieri intere zone di raccolta, da sempre. Quello che un tempo era una ricchezza però oggi diventa un ostacolo. Tra chi conosce meglio le difficoltà di lavorare in una zona così ricca di acqua è probabilmente la ferrovia Circumetnea. L'apertura della stazione metropolitana di Cibali è stata rinviata per 10 anni perché era difficile che ogni volta che si scavasse una galleria non si trasformasse in una cascata, indipendentemente dalle piogge. Qui c'è tutta la leggenda che ti indica dove sono queste acque, che tipologie di acque sono potabili oppure no e dove vanno a finire. Ora, il punto esatto dove ci troviamo noi è praticamente questo nella cartina. Nessuno ha mai tenuto in considerazione questa carta. Lo scorso 5 dicembre è stata autorizzata la costruzione di una palazzina in via Dilg, proprio sopra la sorgente che alimenta il lavatoio e l'antico acquedotto. Una battaglia legale durata 20 anni, fatta di carte bollate e di memoria storica tra comune, soprintendenza, proprietari e residenti. Ora io mi chiedo com'è possibile costruire un palazzo sopra una sorgiva che si trova a circa 6 metri di profondità senza danneggiarla. Quest'acqua dove dovrebbe andare? Dovrebbe un altro percorso e potrebbe creare numerosi danni. Io ho fatto un'interrogazione lo scorso anno dove chiedevo se quell'area è stata inserita nel PAI, se c'erano stati degli interventi da parte dell'amministrazione anche con gli uffici palermitani per capire se era stato inserito nel piano di dissesto idrogeologico. In realtà non ho avuto mai risposta, visto che qua le case hanno subito dei danni a causa dei lavori della metropolitana. Un chiaro esempio figlio di una visione miope di sviluppo del territorio. A Palermo un uomo ha dato fuoco a un cane che aveva legato un palo delle indicazioni stradali in via delle Croci. L'orribile gesto scoperto ieri sera quando passanti e residenti, vedendo l'animale avvolto dalle fiamme, hanno chiamato la polizia. L'animale è un pitbull con il microchip in cura in una clinica veterinaria in gravi condizioni per le ustioni riportate. L'uomo è stato denunciato.
E adesso vi parlo del Focus di oggi, dopo il TG a Sicilia 24. Focus, appunto, si parlerà di educazione alimentare in Sicilia. Quasi il 30% dei bambini o dei ragazzi tra i 13 e i 17 anni sono sovrappeso o obesi, fenomeni che costituiscono un'allerta sanitaria. Ospiti di Adelaide Barbagallo il dottore Pietro Di Fiore, responsabile del Centro Cura e Prevenzione Obesità dell'ASP di Palermo, e il pediatra Filippo Di Forti. Inviate i vostri messaggi al 342 45 5005. La trasmissione in streaming sul sito La Sicilia Web. Una breve pausa e poi le ultime del calciomercato. Il Catania, la squadra siciliana più attiva sul mercato al momento. Dopo l'ufficializzazione di Cianci, i rossazzurri non si fermano, anche se pensano intanto alle uscite. Accostato al Palermo l'attaccante Defrel del Sassuolo. Francesco Triolo. L'ufficialità, la quinta, dell'arrivo di Pietro Cianci a titolo definitivo e con contratto sino a giugno 2026 è solo un altro tassello nella rivoluzione di mercato che il Catania sta operando da quando si è aperta la finestra invernale. L'attaccante è un valore aggiunto per la categoria che lo scorso anno ha vinto col Catanzaro, ma non sarà l'ultimo addirittura d'arrivo. Infatti l'ingaggio del croato Ivan Kontek, difensore di 26 anni in forza all'Entella, squadra con la quale ha collezionato solo 8 presenze. Lucarelli lo ha già avuto tra il 2020 e il 2022 alla Ternana. Se l'accordo per il croato che arriverebbe in prestito è quasi fatto, per Andreas Tello la situazione è differente. Il Catania è interessato al centrocampista colombiano del Benevento, ma la differenza tra domanda ed offerta resta rilevante. Occorrerà che il giocatore abbassi le pretese. Intanto la società rossazzurra ha necessità di sfoltire l'organico e prepara alcune cessioni. A Messina invece si naviga a vista. Dopo il prestito di Rosafi ottenuto dalla Spal, la società giallorossa cerca urgentemente un secondo portiere ed un terzino sinistro, le priorità di un mercato che stenta a decollare. In Serie B invece rimbalza la voce di un interessamento del Palermo per Defrel del Sassuolo. Gli emiliani hanno aperto alla cessione, ma sull'attaccante francese hanno fatto un sondaggio anche Como e Cremonese. Per la difesa invece, oltre a Ranocchia dell'Empoli, il Palermo cerca un terzino destro. Sul taccuino ci sono i nomi di Amian dello Spezia, su cui c'è anche il Bologna, Venuti del Lecce, Di Pardo del Cagliari e Barbieri del Pisa. È tutto, grazie per l'ascolto. La prossima edizione di Sicilia 24 alle 19. Io vi auguro una buona giornata.